Amiche e amici appassionati del grande calcio a 5, buon pomeriggio. Queste immagini vi giungono in diretta dal Palazzetto dello Sport Giuseppe Paternesi di Foligno. È la 7ª giornata del campionato di Serie A femminile di futsal e si affrontano l'Atletico Foligno e l'Audace Verona. Dirigono l'incontro i signori Domenico De Candia di Molfetta e Davide Plutino di Reggio Emilia, coadiuvati al tavolo del crono dal signor Mattia Landi di Prato. Allora, diamo lettura delle formazioni partendo dagli ospiti. Numero 1 Verdù, numero 2 Pomposelli, 7 Persiano, 8 Fasani, 9 Arakawa, 10 Decao, 11 Zandonà, 14 Ficeto, 22 De Angelis, 27 Zardini, 28 Biasiolo, 33 Morosini. L'allenatore è il mister Andrea Rossi. L'Atletico Foligno risponde 2 Cecconi, 6 Narcisi, 7 Ferroni, 8 Magnini, 9 Sulpizzi, 10 Corboli, 11 Zelli, 16 Castagnoli, 21 Naiara Dos Santos, 22 Baldassarri, 77 Pezzolla, 99 Proietti. Il mister è Luigi Battistone. Non stupitevi alla lettura della formazione del Verona. In settimana ci sono stati degli infortuni che hanno segnato in modo particolare la rosa a disposizione di mister Andrea Rossi. Non ci saranno Luana Putto, non ci sarà Giulia Ferreira e nemmeno la giovane Greta Maretti. Il quintetto che ci è stato comunicato da mister Andrea Rossi dovrebbe essere Marta Verdù con il numero 1 in porta, Arianna Pomposelli con il numero 2, con il numero 9 la grande ex Nanako Arakawa, con il 22 Benedetta De Angelis e con il 28 Caterina Biasiolo. L'Atletico Foligno risponderà con in porta con il numero 2 Adele Cecconi, con il numero 6 il capitano Elisa Narcisi, con il 16 Beatrice Castagnoli, con il 22 Jennifer Baldassarri, con il 77 Maria Grazia Pezzolla. Partita molto importante soprattutto per l'Atletico Foligno in funzione della salvezza, ma importante anche per l'Audace Verona a caccia di punti utili per la zona playoff. All'andata 4-1 per la squadra di Rossi mentre siamo partiti. Subito un'iniziativa per Pomposelli, recupera la palla l'Atletico Foligno, questa scucchiaiata di Baldassarri per Pezzolla è troppo lunga. Vi diciamo che all'andata finì 4-1, una prestazione molto convincente della squadra di Andrea Rossi. Male l'Atletico Foligno, andarono a segno Putto, Decao, De Angelis e Pomposelli, risultato che fu attenuato dal gol di Maria Giulia Ferroni. 24 secondi se ne sono andati in questo primo tempo. I quintetti sono quelli che vi avevamo comunicato. Gestisce la palla la squadra rossonera, la palla arriva per Biasiolo, la mette in mezzo, c'è l'anticipo di Castagnoli su Nanako Arakawa e sarà il primo calcio d'angolo dell'incontro. Anzi no, sarà una rimessa laterale. No, angolo proprio. È il capitano Benedetta De Angelis sulla palla. De Angelis fuori, calcia Pomposelli e palla lontana dai pali. La palla da Cecconi a Pezzolla, Narcisi, ancora Pezzolla, la palla lunga a cercare Castagnoli, facile per Verdù che si appoggia su Arakawa. La nipponica gestisce il possesso con il sinistro, palla al lato e sarà nuovo possesso per l'Atletico Foligno da Pezzolla a Narcisi. Baldassarri difende il possesso, poi lo perde Pomposelli, attenzione a Pomposelli libera il destro, Cecconi, ottimo intervento di Cecconi sul destro di Pomposelli. E sarà di nuovo calcio d'angolo e ancora Benedetta De Angelis sulla palla,
ancora questa palla fuori, ancora per Pomposelli, e come prima la palla altissima, quella del bomber a disposizione di Rossi con le sue 11 reti, e il numero 2 Arianna Pomposelli. L'altro numero 2 è il portiere Adele Cecconi, Castagnoli, Narcisi, Pezzolla con il sinistro in profondità per Narcisi, l'anticipo da parte di Verdù, palla lunga che arriva nelle mani di Cecconi. Baldassarri ancora a cercare Narcisi, l'anticipo di Biasiolo, Pomposelli va a contrastare Pezzolla, rimessa laterale in zona difensiva per l'Atletico Foligno. Baldassarri, Pezzolla, Narcisi porta palla alla ricerca di qualcuno da servire, vicino per Baldassarri, a terra Narcisi, poi perde palla Pezzolla, attaccata da Arakawa, arriva Castagnoli, ripulisce il possesso, Cecconi, rasoterra per Pezzolla si gira 1 contro 1 con Pomposelli, il tunnel, la palla poi arriva a Baldassarri la controlla, contrasto di Arakawa vincente, la palla arriva a Biasiolo perde la palla, arriva Narcisi a tutto gas, Narcisi non ha nessuna sovrapposizione, poi si appoggia su Baldassarri, arriva molto bene De Angelis che poi è costretta a spazzare via e comunque guadagna una rimessa laterale davanti alla sua panchina. Benedetta De Angelis. Biasiolo, De Angelis, Arakawa sul lungolinea, il passaggio non è preciso e sarà nuovo possesso per le padrone di casa, quando se ne sono andati quasi 2 minuti e 30 di questo primo tempo. Punteggio sullo 0-0, nessun sussulto se non una conclusione di Pomposelli sventata da Cecconi, palla deviata, la chiama Verdù, la manda avanti, non c'è nessuno, Cecconi controlla, sarà rimessa laterale in zona di difesa per l'Atletico Foligno. E sulla palla il capitano Elisa Narcisi si appoggia su Cecconi guadagna metri, poi lancia lungo e la palla arriva a Verdù che prova a sorprendere Cecconi con questo lob assolutamente impreciso, colpito troppo con l'esterno. Marta Verdù, rimessa laterale Atletico, Pezzolla a cercare Narcisi, palla troppo larga e poi arriva Verdù rimproverata dal suo mister, poi calcia Pezzolla, la palla è stata sporcata, dicono con le mani. La panchina dell'Atletico Foligno non è di questo avviso l'arbitro e si continua. Da Biasiolo a Pomposelli la controlla con il tacco, poi Pomposelli si fa strada di forza, la tiene in campo Baldassarri, no, e comunque rimessa per l'Atletico Foligno. Con le mani Adele Cecconi, Castagnoli, pressing a tutto campo del Verona e comunque si batte, la palla arriva a Pomposelli, un po' di confusione, non è riuscita a filtrare il taglio di Pomposelli. Narcisi, Baldassarri, Narcisi in profondità, il controllo di Castagnoli, la palla arriva a Pomposelli sulla banda, Pomposelli attaccata da Castagnoli che concede la rimessa laterale al numero 2 delle rossonere, oggi in maglia bianca. Biasiolo, primi cambi in rampa di lancio, adesso c'è De Angelis contro Pezzolla, se ne va Benedetta De Angelis, calcia al lato Benedetta De Angelis, c'è stata una deviazione che è stata assegnata ad Adele Cecconi, la palla si sarebbe persa al lato. Dall'angolo ancora De Angelis, Arakawa, però sono stati fischiati 4 secondi contro la squadra
di mister Rossi. Possesso per l'Atletico Foligno, mentre è entrata Sharon Zelli a posto di Castagnoli. Pezzolla, c'è il fallo di Biasiolo su Narcisi. Brutta caduta, molto rumorosa, l'abbiamo sentita da qua, quella del capitano dell'Atletico Foligno, che sembra assai dolorante. Non siamo riusciti a capire qual è il punto del corpo battuto dalla Narcisi. Dovrebbe essere un fianco, un'anca. Esce la Narcisi. In campo Nayara Dos Santos, anche lei la ex. Calcio di punizione per l'Atletico Foligno, l'appoggio per Cecconi. Cecconi lancia lungo, prova a colpirla di testa Zelli. Verdù con le mani, lancia lungo per De Angelis, l'anticipo di Zelli che non c'è, poi la tiene in campo Pezzolla. Pezzolla a cercare Castagnoli, Castagnoli aggancia il possesso, l'arpiona Arakawa, ripartenza dell'Audace Verona con Zandonà. Era quello l'ingresso in campo che non avevo menzionato. Eleonora Zandonà si è fatta luce e poi ha subito il ritorno della difesa biancazzurra. Zandonà libera al sinistro, respinto, riparte l'Atletico Foligno. Nayara, il taglio di Nayara, l'anticipo di Zandonà, 2 contro 2 dell'Audace. Zandonà arriva a Pezzolla, mentre c'è stato un contrasto duro tra Pezzolla e Zandonà. Ancora un'entrata in ritardo da parte delle ragazze venete, nessuna cattiveria, ma secondo fallo a carico delle rossonere quando se ne sono andati solo 4 minuti. Ha battuto velocemente Nayara, ma l'arbitro doveva fischiare e si ricomincia dalla lunetta, praticamente dalla lunetta del tiro libero, mentre vediamo Narcisi seduta in panchina che si disseta. Crediamo che possa rientrare quando lo vorrà il mister Battistone. Zelli, Pezzolla, il taglio in profondità, l'anticipo di Pomposelli con il petto, poi Pomposelli a cercare il passaggio di ritorno, palla troppo lunga. Nayara anticipata da parte di De Angelis per Arakawa per Pomposelli, il gioco di prestigio di Pomposelli, murata da Pezzolla che concede angolo all'Audace Verona quando se ne sta per andare il quinto minuto di questo primo tempo, sempre 0-0. De Angelis per Zandonà, la volée di Zandonà e poi il tacco a mo' di scorpione da parte di Pomposelli. Nessun problema per Cecconi con le mani, l'anticipo da parte di De Angelis, riparte Zelli, attenzione Zelli se ne va, c'è ancora il fallo di Zandonà e questa volta c'è il cartellino giallo per Eleonora Zandonà, secondo fallo. Nessuno dei due probabilmente sarebbe stato da ammonizione, sommati hanno spinto il duo arbitrale a estrarre il cartellino giallo per la numero 11 di mister Rossi. Nayara, Pezzolla si dimentica la palla, riparte Arakawa, attenzione a Pomposelli arriva al rimorchio molto bene, Zandonà e poi se la cava la difesa dell'Atletico Foligno. Nayara, Narcisi, Nayara, Zelli, Nayara, la palla per Zelli, troppo larga. Nonostante le assenze, mister Rossi sta praticando un pressing a tutto campo asfissiante.
molto sicuro delle sue scelte il tecnico rossonero. De Angelis, Pomposelli contro Naiara, Pomposelli libera il destro, palla deviata e sarà rimessa laterale in zona d'attacco per l'Audace Verona. Dalla rimessa laterale ancora Benedetta De Angelis, Pomposelli prova a liberarsi, poi la palla arriva a Narcisi, la recupera Arakawa, Cecconi, Zandonà calcia di sinistro, palla respinta, riparte Zelli che tiene in campo la palla, Zelli per Narcisi, è il vantaggio dell'Atletico Foligno che ha fulminato l'Audace Verona con una ripartenza mortifera in cui 3/4 del merito è di Sharon Zelli, che si è portata avanti la palla sulla banda destra, l'ha tenuta in campo. Assist al bacio per Narcisi che ha battuto Verdù a 6:19. Al primo sussulto passa in vantaggio l'Atletico Foligno. Adesso vedremo la reazione dell'Audace Verona, che sicuramente, da quanto visto, non merita questo svantaggio. Palla lunga di Naiara che arriva facile per Verdù a cercare Decao tiene la palla in campo, no. La palla forse era uscita prima che la toccasse Naiara. Fatto sta che Decao, appena entrata con questa azione personale, guadagna un calcio d'angolo. Attenzione, il destro da parte proprio di Decao, palla al lato. Con le mani Cecconi, Narcisi, Naiara anticipata da De Angelis che si appoggia su Verdù con il piede rasoterra per Decao. L'anticipo da parte di Narcisi. Arakawa, De Angelis, in panchina a respirare Pomposelli, Zandonà anticipata da Sulpizzi, anche lei appena entrata in campo. Arakawa prova a correggere di testa questo lancio di Verdù. Nulla da fare per le rossonere. Sulpizzi lascia scorrere la palla, Zandonà la tocca. Cecconi, Narcisi, contrasto tra le due ex compagne con Arakawa, e Arakawa guadagna questa rimessa laterale. Zandonà per Arakawa, Suolatina, Zandonà molto bene, Zandonà contro Naiara, rimessa laterale un po' regalata questa qua da Zelli. Nuova azione dell'Audace Verona. Arakawa, De Angelis, Decao, Zandonà in profondità, la tocca di testa Narcisi, Zelli chiude il triangolo, Zelli, arriva Narcisi a tutto gas, palla troppo lunga anche per l'atletica del capitano delle Umbre. De Angelis in profondità, la controlla Decao e poi guadagna il massimo possibile, una rimessa laterale per le sue all'altezza della metà campo. Se ne occupa Eleonora Zandonà. De Angelis, Arakawa a cercare ancora De Angelis, la palla è un po' lunga,
non riesce a controllarla il capitano delle rossonere. Controllo impossibile questo per Sulpizzi e si riparte ancora con un'azione dell'Audace. Arakawa, De Angelis a cercare Zandonà. Zandonà difende il possesso, poi subisce l'attacco di Sulpizzi, la palla è buona, attenzione Narcisi, arriva Castagnoli sull'esterno della rete, attenzione che riparte l'Audace Verona e con una mossa di judo se la cava Narcisi. L'attacco ancora di Decao, Zandonà, l'anticipo ancora di Narcisi. Rimessa laterale, Arakawa, De Angelis, il passaggio di ritorno di De Angelis mette in difficoltà Arakawa che non se l'aspettava. Esce Narcisi, in campo Magnini, grandi rotazioni per Battistone. Sulla palla Sulpizzi, Cecconi di prima non sarebbe stato male se ci avesse creduto di più Castagnoli. La palla arriva per il possesso di Verdù. De Angelis, Arakawa per Zandonà, Zandonà si ritorna da Arakawa. De Angelis sulla banda per Zandonà, la palla forse è un po' lunga, sì, nonostante lo sforzo di Zandonà che poi va a colpire la copertura il bordo del palazzetto. Speriamo nulla di grave per Eleonora Zandonà che è restata a terra. Intervento del medico e dello staff dell'ambulanza presente qua al Pala Paternesi. Ci sentiamo di rassicurarvi abbastanza sulle condizioni di Eleonora Zandonà. Rimane fuori dal campo. Si può ripartire. Sulla palla Castagnoli a cercare Sulpizzi che non riesce a tenere la palla in campo. Nel frattempo stiamo dando uno sguardo anche a quello che succede a bordo campo con Eleonora Zandonà che sta provando a rialzarsi. Il colpo è stato duro, ma crediamo nulla di gravissimo per il numero 11 dell'Audace Verona. In campo la palla viene gestita da Arakawa. Decao 1 contro 1 con Nayara, calcia Decao col sinistro, palla murata. Un colpo sotto al mento per Eleonora Zandonà che comunque è in piedi, ve lo possiamo dire tranquillamente. Attenzione, calcia con il destro l'Audace Verona, la palla ritorna a Arakawa. Arakawa attaccata da Magnini, il fallo di Magnini su Arakawa. È il primo fallo commesso dall'Atletico Foligno quando se n'è andata la prima metà del primo tempo. Un taglio sotto il mento per Eleonora Zandonà che adesso sta passando davanti alla panchina dell'Atletico Foligno.
Pezzolla sul lungolinea, prova a scavalcare con un lob Arakawa, tutto facile per Marta Verdù. Con le mani Verdù a cercare ancora De Cao. De Cao si gira sul sinistro, il raddoppio di Dos Santos in aiuto a Magnini. Comunque rimessa laterale in zona d'attacco per l'Audace Verona sulla palla Pomposelli. Pomposelli chiama lo schema, De Cao libera il sinistro e sarà ancora rimessa laterale, anche se qualche metro più avanti a favore delle rossonere. Ancora Pomposelli, Pomposelli calcia verso la porta, una deviazione, se la cava Cecconi. Cecconi serve sul contromovimento Pezzolla, Pezzolla guadagna metri, attenzione a Pezzolla, Pezzolla, la palla arriva a Castagnoli, Castagnoli attenzione, a porta vuota se la cava l'Audace Verona e poi c'è il fallo ancora di Castagnoli. Azione un po' confusa in area del Verona, con Castagnoli che ha messo la palla in mezzo e se l'è cavata in qualche modo la difesa di Mister Rossi. Mentre su invito del secondo arbitro, il primo è andato a redarguire la panchina dell'Atletico Foligno. De Cao, Biasiolo, Magnini perde palla, Magnini, Pomposelli, calcia Pomposelli, la palla in diagonale, debole, si butta Cecconi, poi la palla arriva a Narcisi, il contrasto, attenzione Pezzolla, è sola Pezzolla, Maria Grazia Pezzolla, 2-0 Atletico Foligno. E come in occasione del primo gol, un fulmine a ciel sereno, un rimpallo vinto dalla difesa dell'Atletico e a 11:28 c'è il raddoppio da parte delle padrone di casa e mister Andrea Rossi ci vuole parlare su. Sotto 2-0 l'Audace Verona, time out per le rossonere. Si rientra dal time out in campo, 8:32 da giocare in questo primo tempo. Si rientra dal centro con l'Audace Verona costretta a rincorrere l'Atletico Foligno, è sotto di 2 gol. Biasiolo, De Cao, Pomposelli, De Angelis, ancora Pomposelli, De Cao, passaggio sbagliato, la palla arriva a Verdù, Verdù con il piede molto bene, la domestica De Angelis con il tacco, si batte Narcisi contro De Cao, nessun fallo, Pomposelli, Pomposelli calcia! Da lontanissimo Pomposelli aveva trovato il 7 e Cecconi, l'alzata sopra la traversa, sarà angolo per l'Audace Verona. Si riparte dall'angolo, il cucchiaio per Pomposelli, la palla lunga sull'attacco di Zelli, lascia scorrere Pomposelli,
proprio Zelli si occupa di questa rimessa, a servire in profondità Castagnoli, l'anticipo da parte di Capitan De Angelis, rimessa laterale sulla tre quarti offensiva per l'Atletico Foligno, se ne occupa proprio Zelli. Pezzolla a cercare Narcisi, l'anticipo da parte di Biasiolo, possesso da parte di Zelli, la rimessa laterale è per l'Atletico Foligno e poi però Zelli sembra voler dire che l'aveva deviata e Zelli restituisce la rimessa, palla restituita, modo molto cavalleresco da parte dell'Atletico Foligno. Palla in profondità, De Angelis, Cecconi a tu per tu con De Angelis. Grande opportunità per il capitano dell'Audace Verona. De Angelis. Pomposelli, forse c'è un fallo di mano di Pezzolla. Pomposelli recupera il possesso, Biasiolo, De Angelis, ancora Biasiolo, cercata da De Angelis, palla troppo lunga quella del capitano dell'Audace Verona. Narcisi per Cecconi, il lancio lungo di Cecconi, il colpo di testa in anticipo di De Angelis, provato a domesticare il possesso Castagnoli, Pomposelli di forza, riapre per De Angelis, ancora Pomposelli libera il destro sul secondo palo di piede Cecconi, poi se ne va ancora Zelli di prepotenza, questa volta De Cao la ferma con l'aiuto di Pomposelli, ancora De Cao, Biasiolo, De Angelis, forza un po' l'azione l'Audace Verona, poi questa rifinitura per Biasiolo è troppo lunga. Narcisi in profondità a cercare Baldassarri, arriva l'anticipo tempestivo con i piedi di Marta Verdù. Rimessa laterale per l'Atletico Foligno, Baldassarri e poi c'è la palla, arriva a Verdù, subito a De Cao, Biasiolo, De Angelis, Biasiolo, De Cao, fermata da Pezzolla, poi Pezzolla che gestisce questo possesso, Narcisi, Castagnoli la sua latina, arriva De Cao, c'è stato il fallo su Castagnoli, quarto fallo per l'Audace Verona quando stiamo per entrare negli ultimi 5 minuti di questo primo tempo. In campo Maria Giulia Ferroni, autrice del gol della bandiera nella partita di andata, batte Narcisi, questo pallonetto, Verdù controlla che la palla esca, non ha toccato Verdù e sarà rimessa dal fondo e se ne occupa Verdù. Pomposelli, Arakawa, solo pochi minuti di riposo per la nipponica. Pomposelli, c'è il blocco di Baldassarri sul passaggio di ritorno. Pomposelli se ne va, poi calcia con un brivido, Cecconi se la cava e poi riparte Pezzolla, il tunnel su Arakawa. Pezzolla per Narcisi,
Narcisi, Ferroni gestisce il possesso, poi lo perde, poi Arakawa viene anticipata, Baldassarri per Pezzolla, Baldassarri, Narcisi per Ferroni sull'attacco di Decao, guadagna una rimessa laterale in zona d'attacco quando mancano 4 minuti e 34 alla fine di questo primo tempo. Sempre 2-0 per l'Atletico Foligno. Decidono le reti di Narcisi e Pezzolla. Stessa Pezzolla calciato, palla deviata, facile per Verdù. Pomposelli, Arakawa se ne va sulla banda contro Ferroni. Ancora Arakawa, il fallo di Ferroni che spende un fallo da ammonizione su Arakawa. Quarto fallo anche per l'Atletico Foligno. Della punizione se ne occupa Elena Decao. 2 in barriera per Cecconi. Scala Ferroni verso il palo. Pronti a partire. Decao la mette in aria, la tocca Pomposelli, arriva nelle mani di Cecconi. Narcisi per Naiara, la palla è uscita, rimessa laterale sulla palla Decao. De Angelis per Pomposelli in posizione da pivot. Esce fuori la palla per Decao. De Angelis attaccata da Baldassarri. Arakawa. Pomposelli a cercare Decao. Decao si gira, poi prova a calciare. Poi colpisce involontariamente anche Naiara. Rimessa laterale per l'Atletico Foligno. Se ne occupa Ferroni ai limiti di 4 secondi, è costretta a buttare questa palla avanti. De Angelis, Pomposelli se ne va alla grande e poi arriva Narcisi in scivolata. E si rifugia in fallo laterale. De Angelis, attenzione, Pomposelli fa uscire fuori la palla. De Angelis, poi calcia De Angelis, blocca agevolmente Cecconi. Baldassarri, Ferroni, bel passaggio di ritorno per Baldassarri contro Arakawa, poi calcia di sinistro Baldassarri, palla alta e nessun problema per Marta Verdù. De Angelis sulla banda per Decao, attenzione a Decao, il passaggio di ritorno. De Angelis murata da Narcisi in questa battaglia tra capitani. Decao, il passaggio di ritorno per Pomposelli calcia, la mura Naiara, poi arriva Arakawa contrastata da Narcisi. Baldassarri non forza la transizione, azione manovrata dell'Atletico. Ancora Baldassarri attaccata da Arakawa, poi Naiara spazza via. Naiara, palla sul fondo, Verdù, l'anticipo di Naiara di testa ancora Arakawa, la palla arriva ancora a Naiara che la lascia sfilare. Facile per Cecconi con le mani, anticipata De Angelis da Ferroni che rischia di commettere il quinto fallo. La palla arriva a Pomposelli, attenzione, il destro di Pomposelli da buona posizione, palla al lato. Adesso ancora anticipato l'Atletico Foligno, chiude il triangolo Pomposelli su Arakawa. Cecconi a cercare Corboli,
entrata in campo praticamente tutta la panchina dell'Atletico Foligno, ad eccezione fatta di Arianna Proietti. Poi Pomposelli non riesce a controllare questa sfera difficilissima che gli è stata proposta dalla zona difensiva. Rimessa Atletico Foligno, sulla palla Nayara Dos Santos a cercare ancora Corboli. Corboli questa volta la tiene in campo, palla indietro brutta, e poi c'è l'anticipo da parte di Cecconi. Zelli, attenzione, può perdere il possesso. Zelli lo recupera sull'attacco di De Cao. Zelli per Corboli, Corboli la tiene in campo, la ritira fuori per Zelli, molto bene. Zelli carica il destro, respinta da De Cao, e poi il sinistro di Zelli, palla al lato. 1:27 da giocare in questo primo tempo, sempre 2-0 per l'Atletico Foligno. Aracao in profondità, Baldassarri ripulisce il possesso, Nayara per Cecconi. Cecconi a cercare Baldassarri, attenzione Baldassarri, non ci arriva per un soffio Baldassarri, e riparte Pomposelli. Pomposelli se ne va di prepotenza, Pomposelli attaccata da Zelli, e anche lei rimedia un cartellino giallo per fermare Pomposelli, e anche il quinto fallo commesso dall'Atletico Foligno. Un minuto alla fine che l'Atletico Foligno dovrà giocare con il fardello dei 5 falli commessi. Attenzione sulla palla De Cao. Parte De Cao, De Cao calcia in porta, respinge la barriera di Zelli. Pomposelli tiene in campo la palla, poi arriva De Cao col sinistro, Murata ancora. Si ritorna da Marta Verdù. De Angelis, De Cao. De Cao a cercare De Angelis, ancora De Cao, De Cao a tu per tu, Cecconi. Si sono aperte un po' le maglie dell'Atletico Foligno, poi calcia Pomposelli da lontano, palla respinta da Nayara Dos Santos. Sta soffrendo moltissimo l'Atletico Foligno in questo momento, in questa fase. Gli attacchi dell'Audace Verona. Zelli adesso rischia, poi la palla arriva ancora a Cecconi. Nayara Dos Santos, Nayara gestisce qualche secondo, poi questa palla sulla parallela che arriva direttamente a Verdù. De Angelis, Arakawa. De Angelis chiama a gran voce la palla Pomposelli, sapendo che il tempo sta per scadere. L'anticipo da parte di Nayara. 4 secondi, ultima opportunità per l'Audace Verona. Rimessa laterale di cui si occupa proprio la Arianna Pomposelli. Arianna Pomposelli che calcia in mezzo, attenzione, palla deviata da Corboli, crediamo. Ancora un'opportunità per l'Audace Verona. Arriva la palla a De Cao, e all'ultimo secondo l'Audace Verona con De Cao toglie le ragnatele dal 7, e il gol delle rossonere all'ultimo sospiro. Praticamente mancano 41 centesimi alla fine. Stava soffrendo l'Atletico Foligno e c'è stato questo gol assolutamente meritato per l'Audace Verona, che riapre tutto in vista di un secondo tempo tutto da seguire. Ci sentiamo dopo la pausa.
Ben rientrati con le immagini che vi giungono in diretta dal Palazzetto dello Sport Giuseppe Patronesi. Atletico Foligno e Audace Verona sono andati a riposo con il punteggio di 2-1. Sono state le reti di Narcisi al 7° minuto, poi c'è stato il raddoppio al 12° di Pezzolla e all'ultimissimo secondo la rete di Elena Decao che ha riaperto totalmente il match e si riparte con il vantaggio di una sola rete per l'Atletico Foligno. La palla arriva in profondità su Castagnoli, una carica regolare, riparte Arakawa a gran velocità, attenzione Decao, Cecconi chiude. Subito una grande opportunità per l'Audace Verona per pervenire al pareggio. De Angelis, Arakawa, e dire che probabilmente le 2 reti di vantaggio per l'Atletico Foligno erano veramente esagerate. Poi nel momento in cui sembrava che le ragazze di Battistone potessero andare a riposo con 2 reti di vantaggio, gli ultimi minuti, 2 minuti del primo tempo sono stati giocati con molta grinta e molta perseveranza da parte dell'Audace Verona, che ha obbligato l'Atletico Foligno a spendere anche il 5° fallo. Adesso riparte il capitano Narcisi a tutta velocità. Narcisi, palla sull'esterno della rete. Pomposelli, Arakawa, ancora Pomposelli, questo lancio lungo per Decao che non ha capito assolutamente le intenzioni di Pomposelli. Possesso Atletico Foligno, Baldassarri, Pezzolla, Narcisi attaccata proprio da Pomposelli. Possesso difficile questo per il capitano dell'Atletico Foligno, che poi si libera del pallone. La palla arriva ancora a Pomposelli, il tunnel su Baldassarri, non c'è fallo, riparte l'Atletico Foligno. Pezzolla si allunga la palla, poi arriva Decao a frapporre il corpo tra la palla stessa e Pezzolla, e c'è rimessa laterale guadagnata proprio da Decao, che la batte e la offre al capitano De Angelis. Arakawa gestisce il possesso, poi il sinistro, il taglio per Decao, molto bello, un po' lungo. La palla arriva a Cecconi con le mani a cercare Castagnoli, l'anticipo di testa di Arakawa. Ancora la palla per Cecconi, Pezzolla sulla banda a cercare Castagnoli, palla al lato, rimessa per De Angelis. Arakawa, Decao a cercare Pomposelli in posizione da pivot, attenzione Pomposelli, riparte Narcisi a tutta velocità, Narcisi attaccata da De Angelis. Narcisi ha subito almeno 3 cariche da parte di De Angelis, sono state giudicate regolari, è andata anche a calciare, poi c'è un rimpallo che favorisce Pezzolla, azione un po' confusa, la palla deviata arriva tra le mani di Verdù. De Angelis, Decao, Arakawa, ancora De Angelis, ancora Arakawa, il sinistro a servire Pomposelli, anticipata da Baldassarri, riparte Pezzolla, male Pezzolla, questo appoggio per Arakawa ripulisce il possesso. Momento così del match, con un po' di confusione, parecchi errori da parte di entrambe le squadre. Arakawa la tocca Narcisi, rimessa laterale all'altezza della metà campo per le rossonere. Proprio Nanako Arakawa sulla palla, Pomposelli, De Angelis per Arakawa, ancora De Angelis, si appoggia ancora su Pomposelli, chiede il triangolo a Decao, attaccata da Baldassarri, non c'è fallo nemmeno qua. Baldassarri se ne va a Decao, poi Decao ci mette ancora una volta il fisico e obbliga
Baldassarri, no, è stato assegnato l'angolo all'Atletico Foligno. Alla fine Baldassarri ha avuto la meglio. Esce De Cao stremata da questo paio di recuperi. Entrata Biasiolo, tensione Baldassarri, calcia di sinistro dall'angolo e palla lontana dai pali. De Angelis, Arakawa con il destro in profondità, la palla arriva facile per Cecconi, Biasiolo non ci può arrivare. Da Cecconi a Pezzolla, Pezzolla orchestra questa manovra, Narcisi, ancora pressing a tutto campo da parte dell'Audace Verona. Baldassarri perde la palla e poi c'è Pomposelli, Cecconi. La palla arriva a Pomposelli con la punta, Pomposelli, riparte l'Atletico Foligno, Narcisi, affrontata da Pomposelli, Narcisi in profondità per Castagnoli che chiude il triangolo, arriva Arakawa ad anticipare il capitano dell'Atletico Foligno e a evitare guai. 4:15 se ne sono andati in questo secondo tempo, sempre 2-1 per l'Atletico Foligno. Sulla palla Narcisi. Redar guida dall'arbitro perché sta chiedendo la distanza, quando la distanza ci dovrebbe essere. Parte Narcisi, Pezzolla perde la palla, Pezzolla non riparte, Pomposelli a tutta velocità, poi serve in profondità De Angelis, Cecconi, palla che scotta, la gestisce molto bene di prima Cecconi, ripartenza in superiorità numerica dell'Atletico Foligno, Baldassarri per Pezzolla che taglia sul secondo palo, ma Castagnoli non ci arriva. Questo tiro cross da parte di Pezzolla. Una buona opportunità questa per l'Atletico Foligno. Arakawa 1 contro 1 con Castagnoli e Castagnoli questa volta ce lo mette lei il corpo, poi non riesce a... sì, riesce a proteggere la rimessa laterale. Cecconi serve Narcisi, l'anticipo da parte di De Angelis, di piede Verdù, Arakawa, il bellissimo taglio di Arakawa, la palla arriva a De Cao, De Cao si batte, vince il contrasto, la palla arriva ancora da Arakawa, da Biasiolo a De Angelis, poi calcia De Cao, palla respinta da Narcisi che concede angolo. Dall'angolo De Angelis, a respirare in panchina Pomposelli dopo un avvio di secondo tempo altissimi ritmi. De Angelis cicca la palla De Cao, la recupera Castagnoli, si appoggia De Cao a Verdù con il piede. Non è messo bene l'Atletico Foligno, De Cao però non forza la transizione, De Cao poi calcia. Cambia anche nell'Atletico, entra sul Pizzi a posto di Castagnoli. Pezzolla, Narcisi, Pezzolla di prima, la palla viene respinta per un attimo, poi Pezzolla guadagna metri, arriva Arakawa, il fallo di Pezzolla che è arrivato un po' in ritardo su Arakawa. Primo fallo di questo secondo tempo fischiato a carico dell'Atletico Foligno, proprio Arakawa, palla respinta da Nayara. La palla arriva in profondità a De Cao ancora indietro per De Angelis, palla in profondità, arriva Cecconi al limite dell'area, sul Pizzi non trova il momento di servire Narcisi anticipata da De Angelis, si ritorna sul Pizzi non riesce a servire in mezzo, mentre ci sono ancora delle proteste di Narcisi.
La stessa Narcisi, Pezzolla, calcia Pezzolla, facile per Verdù, ha sprecato un 3 contro 1 favorevolissimo l'Atletico Foligno. La palla arriva a De Angelis, Pezzolla concede l'angolo, sulla palla Benedetta De Angelis. De Angelis commette l'infrazione di 4 secondi, è la seconda di questa partita a carico dell'Audace Verona. Sul Pizzi per Pezzolla, ancora per Naiara, palla fuori, la rimette Arakawa. De Angelis, De Cao perde palla, De Cao, riparte Narcisi a tutta velocità, Narcisi, ancora Narcisi, calcia Narcisi sul Pizzi, doppio miracolo da parte di Verdù, prima sul Narcisi e poi sul Pizzi, poi Naiara al destro, Murata Naiara sul Pizzi, attaccata da De Angelis, recupera la palla ancora l'Atletico Foligno, sul Pizzi cincischia per un attimo, poi serve Pezzolla il sinistro, Verdù. Pezzolla libera il destro, deviato, Arakawa riparte ma con calma l'Audace Verona, poi c'è la scivolata da parte di Sulpizzi, attenzione, la palla arriva a De Cao, il tunnel arriva sul secondo palo, Biasiolo, Cecconi, momento entusiasmante del match in cui ci sono ribaltamenti di fronte continui. Se ne sta per andare l'8° minuto di questo secondo tempo. Sulpizzi lascia scorrere la palla, calcia Pomposelli, forte ma lontano dai pali, e chiede scusa Arianna Pomposelli perché forse c'era una compagna messa meglio. Nell'occasione si sarebbe trattato di Biasiolo. Narcisi, Naiara di prima a cercare Sulpizzi, l'anticipo da parte di De Angelis. Sulpizzi con il sinistro a cercare Pezzolla non riesce a coordinarsi per calciare. De Angelis, Arakawa, attenzione, la palla arriva a Pomposelli, calcia Pomposelli in 2 tempi, se la cava Cecconi. Zelli, Naiara sulla banda per Sulpizzi, controlla De Angelis, Arakawa, il taglio di Arakawa, intercetta Narcisi, rimessa laterale per le rossonere davanti alla panchina di mister Battistone. Se ne occupa Benedetta De Angelis, la palla arriva a Pomposelli sembra voler calciare, poi si fa luce sulla destra e calcia Arianna Pomposelli a 9,53. Il pareggio dell'Audace Verona con il suo bomber, il 12° gol in stagione di Arianna Pomposelli. Una saetta, quella di Pomposelli, che vale il 2-2. Rimonta completata per l'Audace Verona. Attenzione a Verdù che se la cava. Adesso riparte l'Audace Verona. Il ritorno di Pezzolla, calcia De Angelis. Al lato Cecconi, Baldassarri. Adesso vedremo come reagirà l'Atletico Foligno, che si è visto rimontare 2 gol.
Narcisi, il contromovimento di Baldassarri, esce Verdù, facile, riparte Arakawa raddoppiata, serve molto bene De Angelis, passaggio di ritorno per la nipponica, 1 contro Zelli, gestisce il possesso Arakawa, poi se ne va anche lei sulla destra, calcia Arakawa, non ha tra virgolette la stessa sorte di Pomposelli, palla al lato. Naiara, lo scambio con Narcisi, Naiara, Baldassarri, ancora Naiara davanti alla porta, poi Naiara spazza via, gestisce il possesso con il piede Verdù, Biasiolo, la palla arriva a Pomposelli in posizione da pivot, arriva al rimorchio Biasiolo calcia, recuperata da Narcisi che concede angolo quando se n'è andata anche la prima metà di questo secondo tempo. Atletico Foligno 2, Audace Verona 2. Narcisi intercetta questo angolo, riparte Narcisi a tutto gas, contrastato in modo lecito da parte di Biasiolo, poi Pomposelli raddoppiata e Narcisi concede la rimessa laterale davanti alla panchina bianco-blu. Se ne occupa proprio Pomposelli, da De Angelis per Biasiolo, palla un po' lunga, la tiene in campo Biasiolo molto bene, attenzione Biasiolo, poi c'è il ritorno ancora di Narcisi che resta a terra sul contrasto con la numero 28 rossonera. Chiede il cambio Elisa Narcisi. Poi resta in campo Narcisi, dall'angolo Biasiolo, la palla arriva a Pomposelli calcia, forse la palla sarebbe uscita ma Cecconi ci ha messo il piede e concede un nuovo angolo all'Audace Verona. Sulla palla Biasiolo, attenzione, la palla in mezzo, resta lì, murata De Angelis, poi contrastata Naiara, ne viene fuori Narcisi, interviene De Angelis e time out chiesto da Battistone. Mancano 9 minuti e 30 secondi alla fine di questo incontro, 2-2 tra Atletico Foligno e Audace Verona. Si rientra dal time out richiesto dall'Atletico Foligno sul punteggio di 2-2, pareggio conseguito in modo meritato diremmo da parte dell'Audace Verona pochi secondi fa con Arianna Pomposelli. Naiara dalla rimessa, Baldassarri esce dai blocchi, recupera la palla Pezzolla, c'è il fallo di De Angelis. Le proteste del capitano rossonero. Fatto sta che c'è questa punizione dal centrodestra d'attacco dell'Atletico Foligno che è uscito dal time out senza il suo capitano Elisa Narcisi.
Due in barriere, una che scala per Verdù. Sulla palla Baldassarri, parte Naiara, palla che è stata, no, ha lasciato scorrere. Attenzione a Verdù che lancia per Pomposelli, Pomposelli controlla e poi sull'attacco di Pezzolla non riesce a coordinarsi per il tiro. Una buona opportunità questa per Pomposelli. Cecconi, Pezzolla guarda per un attimo Naiara, poi Naiara ritorna indietro, riceve Naiara, ancora Pezzolla, Baldassarri, attenzione, Baldassarri attaccata, Pezzolla, colpo di testa di Arakawa, arriva prima di tutti Baldassarri, Castagnoli controlla la palla e poi si libera molto bene di De Angelis, Castagnoli, Beatrice Castagnoli, un gol da attaccante di razza questo qua di Castagnoli, che si è liberata di De Angelis, si è presentata tu per tu con Verdù e l'ha battuta sul secondo palo. Torna in vantaggio l'Atletico Foligno, probabilmente nel minuto più difficile, nel momento più difficile dell'incontro, quando il Verona sembrava stare facendo di tutto per portare a casa l'intera posta, invece è venuta fuori questo gol di Castagnoli. 3-2 Atletico Foligno, e adesso vedremo di nuovo la reazione delle rossonere, che ricordiamo stanno disputando questo incontro senza due giocatrici importantissime come Ferreira e Putto, e senza anche la Maretti, quindi con poche rotazioni a disposizione. E anche senza Zandonà, che è dovuto uscire per un infortunio a metà del secondo tempo, del primo tempo. Adesso forse c'era un blocco su Naiara, e poi sulla ripartenza spreca un fallo Baldassarri, che rischia anche per una protesta troppo vivace, e Battistone non ci pensa due volte e la schiaffa in panchina. Si chiarisce Naiara con la sua ex compagna Biasiolo. Metro piuttosto maschio utilizzato dai due arbitri. Arakawa, 1 contro 1 con Pezzolla, prova ad andarsene Arakawa poi si trascina la palla in fallo laterale, mentre sembrava Arakawa chiedere il cambio, poi dopo resta sul rettangolo di gioco. Narcisi, Pezzolla, Naiara sulla banda a cercare Castagnoli, e il time out questo lo chiede, questa volta lo chiede Andrea Rossi quando mancano 8 minuti, e vediamo se il mister Veneto vorrà pensare anche qualche schema in vista di un probabile portiere di movimento. Mancano ancora 8 minuti però, a risentirci dopo il time out. Si rientra dal time out e subito portiere di movimento per Andrea Rossi. Esatti dalla fine c'è Elena De Cao con la maglia da portiere. Arakawa, Pomposelli, prima azione col power play dell'Audace Verona.
posizione di regista c'è Pomposelli. Pomposelli chiama i movimenti dei suoi, poi si riparte con pazienza. De Angelis, Pomposelli, De Cao, De Angelis, Arakawa, De Angelis, Pomposelli, De Cao, Pomposelli. Gestione sul perimetro delle rossonere. De Cao, adesso la palla arriva a Biasiolo, quasi l'anticipa Nayara, poi il taglio sul secondo palo di De Cao a cercare Arakawa. Palla deviata dall'Atletico Foligno, dall'angolo è Nanako Arakawa. Biasiolo, Pomposelli, De Angelis, Pomposelli, Arakawa sulla banda. Ecco il cambio in porta, arriva Pezzolla, Pezzolla prova a servire Narcisi, la scivolata splendida da parte di Benedetta De Angelis. Azione dell'Atletico Foligno, Nayara calcia, murata da Biasiolo, ancora rimessa in zona d'attacco per l'Atletico Foligno. Nayara, Narcisi, Pezzolla gestisce il possesso, poi Narcisi, poi c'è un mezzo blocco su Arakawa. Castagnoli, calcia Castagnoli, palla respinta mentre Arakawa è rimasta a terra. Metro arbitrale equo, ci sono stati 2-3 blocchi abbastanza ruvidi da parte delle due squadre, questo ai danni di Arakawa che non sono stati fischiati. Palla all'Atletico Foligno che però la restituirà. Il possesso era per l'Atletico, sì, viene gestito da Castagnoli. Nayara non riesce a farsi luce, la palla arriva a Pomposelli da quest'altra parte molto bene per Biasiolo, il recupero da parte di Pezzolla. Ancora in campo portiere di movimento Elena De Cao, 6:22 da giocare, la gestisce ancora Pomposelli. De Angelis, Biasiolo, De Angelis, Pomposelli, De Cao, ancora Pomposelli, De Cao, Arakawa esce fuori. De Angelis, attenzione De Angelis, la palla arriva a Biasiolo non riesce a metterla in mezzo, si ritorna da Pomposelli. De Angelis, Biasiolo ancora per Pomposelli, Arakawa, arriva al rimorchio Pomposelli se ne va, tiene la palla in campo, attenzione De Cao, il tiro sull'esterno della rete, poi Cecconi non trova nessuno da servire, costretta a rimanere in porta De Cao. Pezzolla, l'anticipo da parte di Arakawa e adesso sì c'è il cambio in porta, torna tra i pali Marta Verdù. Nayara, Pezzolla serve ancora Nayara, gioco così quello di Pezzolla. Battistone sembrava aver chiamato il pressing a tutto campo, ma in verità il cambio c'è stato. Attenzione a Pomposelli, è messa malissimo la difesa dell'Atletico Foligno, ma Pomposelli, Narcisi non forza la giocata dell'Atletico Foligno, poi la palla arriva tra le mani proprio di De Cao. De Cao spinge la ripartenza dell'Audace Verona. Pomposelli attaccata da Narcisi, azione adesso manovrata sì da parte dell'Audace Verona. De Angelis, la palla arriva a Pomposelli, arriva a De Cao è sola, arriva ancora a Pomposelli. Biasiolo la respinge, palla fuori ancora per Pomposelli che poi calcia Narcisi, la porta è vuota. 4:32, la tiene in campo Nanako Arakawa.
e riporta la palla nella metà campo avversaria, la nipponica. Pomposelli, Arakawa, Pomposelli, Arakawa, Pomposelli, De Angelis sulla banda per Biasiolo, la fa uscire fuori ancora per Pomposelli. Biasiolo, attenzione, la palla arriva a Arakawa, calcia di prima Arakawa, si coordina bene la ex di questo incontro, ma palla al lato. (3:56 da giocare). Castagnoli a servire Narcisi, palla deviata, rimessa per l'Atletico Foligno. Sulla palla Nayara, Dos Santos. Nayara mette in mezzo questa palla. Attenzione, riparte l'Audace Verona. Non c'è fallo qua. Sarà rimessa per l'Atletico Foligno su questa irruzione sulla destra di Biasiolo. La gestisce con il piede Cecconi lungo, l'anticipo di Pomposelli su Baldassarri. Baldassarri poi va a disturbare la manovra dell'Audace Verona. Questa palla sporca la gestisce ancora De Angelis. De Angelis pressato a tutto campo. Adesso l'Atletico Foligno cerca di non far venire fuori il Verona. Una grande irruzione da parte di Biasiolo e il taglio per Arakawa. Il grande intervento da parte di Pezzolla. Torna in campo De Cao. Adesso non c'è un attimo di respiro. Arakawa la fa uscire fuori, non ci riesce. C'è stato l'intervento da parte di Nayara quando mancano 3 minuti e 12 secondi alla fine di questo incontro. Sulla palla Biasiolo, Arakawa la lascia scorrere in posizione di regia Pomposelli. La palla arriva ancora a De Cao. De Cao questo cucchiaio a servire ancora Pomposelli. Pomposelli forza la giocata sulla banda, poi arriva il rimorchio. Pomposelli perde la palla, attenzione, la porta è vuota, riparte Pezzolla. Pezzolla serve Baldassarri, il controllo di Baldassarri sbagliato. Grande opportunità che sfuma per l'Atletico Foligno e poi però sbaglia De Cao. (2:40 da giocare). Baldassarri in profondità a cercare Nayara. Nayara la tiene in campo e poi crediamo che rimedi. Sì, la rimessa laterale per le sue, è proprio lei che se ne occupa. Narcisi, Pezzolla si appoggia su Cecconi in profondità a servire Nayara. L'anticipo di testa così. Baldassarri contro Arakawa. Perde la palla ancora l'Audace Verona. Narcisi serve ancora Baldassarri. Baldassarri 1 contro 1, poi calcia Baldassarri in 2 tempi. Pomposelli, attenzione, la palla arriva a De Angelis. De Cao a 2 minuti dalla fine. Il pareggio del Verona con questa transizione, palla da De Angelis a De Cao che è arrivata sul secondo palo. 3-3. E il vecchio detto gol mangiato, gol subito punisce l'Atletico Foligno che ha sprecato una gigantesca ripartenza con Baldassarri e c'è stata la rete di Elena De Cao. Narcisi attaccata da Pomposelli, riparte adesso l'Atletico Foligno con Narcisi se ne va tutta sola, poi calcia. Attenzione a Pomposelli
Pomposelli trova ancora Arakawa dall'altra parte. Arakawa contrastata in modo efficace da parte di Pezzolla. Quando stiamo per entrare negli ultimi 100 secondi di questa partita, magari non bellissima dal punto di vista tecnico, ma vincente ed emozionante. Arakawa sulla palla, Biasiolo, Pomposelli calcia, si riparte da Biasiolo, ancora Pomposelli, 1 contro 1 con Narcisi, attenzione Arakawa se ne va, poi mette la palla in mezzo, la palla arriva a De Angelis, calcia De Angelis, murata da Nayara dos Santos che rimane a terra. Si è immolata l'italo-brasiliana a disposizione di Battistone a dire di no alla conclusione di De Angelis. Sulla palla Biasiolo, perde la palla, poi calcia Pomposelli, fortissimo, e Cecconi alza sopra la traversa. Sarà ancora angolo per le rossonere. Sulla palla Benedetta Biasiolo, Pomposelli, De Angelis ancora per Pomposelli, lascia scorrere Pomposelli, Verdula gestisce con il piede, male, rimessa laterale per l'Atletico Foligno. Cecconi, avanza Cecconi, guadagna la metà campo avversaria, poi serve Pezzolla, Nayara, Pezzolla prova ad andare via, poi contrasta la ripartenza di Pomposelli. 50 secondi alla fine di questo incontro. Biasiolo, De Angelis per Arakawa, a servire Pomposelli, il passaggio di turno per Arakawa che calcia a rasoterra, poi Cecconi a cercare Castagnoli gestisce il possesso, poi chiude il triangolo con Zelli, la palla arriva a Pezzolla, Zelli calcia 2 volte, 26 secondi, la palla viene intercettata dentro l'area. Attenzione a questa ripartenza dell'Audace Verona, tutto regolare, la palla sul secondo palo, impossibile per Arakawa. Ultimi 17 secondi, esce Nayara, torna in campo Narcisi. Squadre stanchissime, Pezzolla a cercare Castagnoli, l'anticipo da parte di Biasiolo, De Angelis, palla troppo lunga per Arakawa. 8 secondi. Chiama la palla lunga Battistone. Eccola qua la palla lunga, l'anticipo da parte di Pomposelli che poi calcia in porta, addirittura 2 secondi alla fine. Calcia Narcisi, la palla fuori, finisce qui, finisce 3-3 questa battaglia tra Atletico Foligno e Verona, risultato giusto, e a risentirci per le prossime telecronache.